Con una breve cerimonia svoltasi sulla piazza Umberto I di Comitini, questa mattina è stato consegnato nelle mani del sindaco Luigi Nigrelli un pulmino Renault da 8 posti attrezzato al trasporto degli alunni, messo a disposizione dalla segreteria provinciale di Confartigianato Imprese Agrigento. Presente il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Pensionati Franco Messina. L'iniziativa fa parte di un protocollo d'intesa tra Confartigianato Imprese Agrigento e il comune di Comitini, che nonostante abbia in organico un dipendente abilitato a fare l'autista, era sprovvisto del mezzo di trasporto scolastico. In cambio, la possibilità da parte di Confartigianato Imprese Agrigento di poter utilizzare i locali dell'antico Palazzo Bellacera al fine di organizzare eventi e manifestazioni di tipo culturale e artistico. Questo pulmino servirà lo useremo da scuolabus. Grazie a questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto con la Confartigianato abbiamo messo a disposizione il nostro Palazzo Bellacera e la Confartigianato ci ha dato in comodato d'uso questo pulmino che, come dicevo qualche secondo fa, verrà utilizzato da scuolabus. Io sono il presidente provinciale dell'ANAP, un'associazione che raggruppa gli anziani e i pensionati, e siamo felici e lieti di aver dato in comodato d'uso al comune di Comitini questo pulmino per dare l'opportunità ai tanti ragazzi che si spostano da casa ed essere portati direttamente nelle classi e magari quest'estate direttamente al mare. Questo l'abbiamo fatto con piacere e intendiamo continuare a dare un rapporto di aiuto a questo comune di Comitini che noi stiamo adottando come Confartigianato.